Apre per la prima volta domani mattina a Pordenone il nuovo sportello informativo degli sport per disabili, novità assoluta per l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha avviato l'iniziativa in convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico, con l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva per le persone con disabilità, favorendo così salute, inclusione sociale e diritto allo sport per tutti. È un accordo che abbiamo fatto col Comitato Italiano Paralimpico perché in questo territorio c'è una grande tradizione di attività sportive, quindi le persone con disabilità possono arrivare in questo sportello, avere persone del Comitato Paralimpico e indirizzarli in uno dei ben 37 sport che sono disponibili per queste persone. Ricordiamo solo che presso il progetto Spilimbergo si svolgono moltissime attività sportive, dal nuoto addirittura paracadutismo fa qualcuno, a tiro con l'arco eccetera, e poi dai campionati mondiali ogni anno di ciclismo paralimpico, di paraciclismo, si svolgono a Magnago. Lo sportello, con la presenza del personale preposto del Comitato Paralimpico, è aperto ogni secondo mercoledì del mese dalle 10 alle 12 e si trova presso l'ufficio dell'URP all'ingresso della sede dell'azienda sanitaria in via della Vecchia Ceramica.